Benvenuti! Oggi è lunedì 23 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:24. La luna si leva alle 3:16 e cala alle 18:44. Oggi si celebra San Lanfranco. Il nome Lanfranco ha origine tedesca e significa liberatore della patria. Oggi 23 giugno si celebra la giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite. Designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2003, si pone come obiettivo principale la promozione della consapevolezza sull'importanza dei servizi pubblici. I funzionari pubblici operano in vari settori cruciali come la sanità e l'istruzione e questa giornata è un'occasione per rendere omaggio a coloro che dedicano la loro vita al servizio delle comunità in tutto il mondo. Sono 53 le candeline per Fabio Volo. Da mattatore radiofonico a iena in TV, nel 2000 debutta come scrittore e i numeri lo spingono a proseguire. Il primo romanzo, Esco a fare due passi, vende 300.000 copie e inaugura una sestina di opere che nel 2011 registra oltre 5 milioni di copie vendute in Italia. Compie oggi 48 anni il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco. Ha scritto per diversi giornali, in più ha collaborato come autore per diversi anni per il Maurizio Costanzo Show. Lo ricordiamo alla conduzione di Ti Sento e Bella Ma su Rai 2. Infine compie 49 anni l'attrice Francesca Cavallin. È diventata nota al grande pubblico per il suo ruolo nella soap opera Vivere e ha recitato in diversi film e serie televisive, tra cui Il generale dalla Chiesa, Un medico in famiglia e La compagnia del cigno. Una data storica per le donne americane. Il 23 giugno del 1960 hanno avuto la possibilità di acquistare per la prima volta un farmaco anticoncezionale chiamato Enovid. Questa innovazione è stata possibile grazie agli studi condotti da 3 medici, i quali hanno sviluppato una pillola che inibisce il processo ormonale responsabile dell'ovulazione. L'anno successivo questa novità è arrivata anche in Europa con un nome e una composizione chimica differenti. Oggi parliamo di cambiamento climatico. Il clima, come sappiamo, muta per cause naturali. I cambiamenti hanno luogo con lentezza nell'arco di migliaia o milioni di anni, ma in questo periodo storico stanno avvenendo rapidamente, causati dall'inquinamento atmosferico con gas che incrementano l'effetto serra. Immaginate che se si dovessero disciogliere del tutto le calotte polari, il livello del mare salirebbe fino a 25 metri oltre il livello attuale, inondando città costiere come Londra, New York, Tokyo e Shanghai. È dunque necessario che ogni individuo senta la responsabilità di intervenire con azioni quanto più attente ed ecologiche. Buon inizio settimana ai 12. Oggi è l'inizio di una settimana che vedrà il sole in Cancro e finalmente estate. Ebbene, cosa succede con questa riconfigurazione della ruota zodiacale? Che i segni d'acqua saranno molto più forti per 2 motivi, ma andiamo per ordine. Ariete, il sole è entrato in Cancro, quindi inizia la vostra quadratura. Ciò non di meno, quest'estate si apre con una sfida decisamente molto importante per voi, quella di ritornare ad essere felici, e ci riuscirete. Toro, per voi è molto compatibile, molto bene augurante questo inizio estate con questo sole amico e che rafforza la vostra possibilità comunicativa e sociale. Più aperti e socievoli, riprenderete una parte della vostra vita che avete un po' trascurato. Gemelli, e per voi il cielo è sgombro e quindi non avendo ospiti planetari, almeno per oggi, da domani ci sarà la luna, sarete liberi comunque di pensare e di guardare alle prospettive di un'estate che va accendeggiata d'allegria e di simpatia. Cancro, è
iniziata la vostra stagione, il sole è nei vostri gradi, c'è anche Giove e Mercurio. Potete di tutto e siete i protagonisti di questo inizio estate che vi rende veramente molto più sereni e pronti a delle decisioni importanti, perché Saturno e Nettuno esigono molto da voi, fate delle scelte anche logistiche molto importanti. Leone, per voi è questo inizio estate, è un inizio un po' emotivo, pensieroso, vorreste di più, vorreste un di più, soprattutto dei chiarimenti che arriveranno nel giro di pochi giorni, dovrete semplicemente pazientare all'arrivo di Mercurio. Vergine, per voi è iniziata quest'estate con Marte presente nel segno, un Marte peraltro che si aggancia molto bene a Giove e al Sole, quindi è tornata l'estate all'insegna della passione, godetevela. Bilancia, per voi è iniziata la quadratura del Sole, l'estate per voi sarà una sfida a sintetizzare, ottimizzare, a mettere insieme delle informazioni. Dovrete comunque essere bravi a parare i colpi e anche se non tutte le ciambelle riusciranno col buco, da questa settimana in poi inizia un po' una revisione obbligatoria della vostra vita. Scorpione, per voi quest'estate inizia con un magnifico trigono del Sole e di Giove, per cui anche la vicinanza del vostro Marte in un rassicurante sestile dalla Vergine fa parlare tutto lo zodiaco di passione per voi, di un ritrovato amore e finalmente del vostro potervi dedicare ai vostri sentimenti. Sagittario, belle notizie per voi visto che si inaugura l'estate e finisce l'opposizione anche del Sole in Gemelli, un cielo sgombro, libero, con un Marte che pungola però un po', per cui il desiderio di azione e di muovervi verso direzioni più concrete a livello carrieristico. Capricorno, per voi l'estate inizia come al solito con una sfida, Sole in opposizione, un periodo di revisione, se ci mettono anche Mercurio e Giove, per cui forse è il caso di riflettere sul cambiare strategia di relazione con gli altri. Acquario, per voi il Sole è entrato nella dimensione dei sogni e quindi stimolerà moltissimo la vostra voglia creativa, la vostra voglia di evasione, di fuga, ma anche un'insolita romanticità. Anche Mercurio vuole dirvi qualcosa, vuole darvi qualche idea e perché no, un incarico accettato anche non previsto. Pesci, per voi l'inizio dell'estate è meraviglioso, un sole di trigono e tanti pianeti a favore, anche il vostro Giove, Giove vi ricordo è uno dei vostri pianeti. Ora potete pensare a lontano, a un bel viaggio, a una fuga e a riprendere un po' la dimensione intima. A Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, il 23 giugno del 1894 viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i Giochi Olimpici dell'era moderna. La prima edizione si svolge in Grecia nel 1896. Il detto out of sight, out of mind, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, significa che se non vediamo qualcuno il nostro cuore non ne può essere ferito. Tuttavia i social ci ricordano costantemente di tutto, anche quando non è più davanti a noi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Alan Turing è un ragazzo eccentrico, noto per le sue stranezze come indossare una maschera antigas e un pigiama in ufficio. Ha una passione per gli enigmi e inventa una macchina che anticipa i moderni computer. Viene reclutato dall'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare il codice Enigma dei tedeschi. Purtroppo, a causa delle leggi contro l'omosessualità dell'epoca, Turing è sottoposto a un trattamento ormonale. Stanco della persecuzione, decide di porre fine alla sua vita ingerendo cianuro tramite una mela. 20 anni dopo, quella mela morsicata diventa il logo dei computer di Steve Jobs. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
E aveva ragione il buon Einstein, quindi continuate a cercare la vostra unicità per vivere al meglio le vostre giornate. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.